Noi possiamo tutto, Enzo. Noi siamo Barletta a Vest. Noi possiamo tutto. Sinceramente mi sento onorato, mi sento molto onorato. Intanto buongiorno a tutti, buongiorno. Ecco, è una grande anteprima questa, in quanto è imminente l'inaugurazione. Allora, questo io sto facendo vedere un po' di cose, no? Che questo è sarà la strada, vedi, dove aprirà vari collegamenti e vari collegamenti che noi, vedete, questa è la cosa bellissima da vedere, bellissima. Complimenti al comune che finalmente riattacca tutta la città, riallaccia la città. Beh, finalmente sono a conclusione i lavori, per cui diciamo non è stata un'opera da poco questa, perché insomma hanno incontrato delle difficoltà man mano. Ma le difficoltà quando si fa qualcosa, perché il lavoro è quello che è, caro Enzo, il lavoro è quello che è. Questa strada, questo ponte, questo sottoponte sarà veramente di un'utilità pazzesca, strategica. Vedete qua stiamo percorrendo. Ricompone la città, ridà vita a questa zona che per alcuni anni, insomma, anche gli abitanti stessi, le attività che stavano da queste parti sono state soppresse. Ma vedete, ora stanno ancora in fase di lavoro. Mi dica! No, abbiamo già chiesto, stiamo facendo cose. Anteprima assoluta, che domani assoluta. Lo inaugurano, stanno finendo i mestieri, i lavori. Beh, diciamo c'è un grande squadrone al servizio. Vabbè, quando devono lavorare, devono lavorare. Veramente. Stiamo facendo le riprese. Veramente mastodontica come opera. E quindi domani ci sarà l'inaugurazione, verrà aperta questa opera e cambierà anche il modo di vedere dei barlettani, infatti. Eravamo abituati a fare i lunghi tragitti per passare da una parte e l'altra della città, invece così sarà tutto più semplice, tutto più facile. Un complimento veramente di cuore a chi ha dato subito, ha fatto sì che questa cosa si realizzasse. Complimenti di vero cuore, perché siamo veramente orgogliosi di avere questa bellissima struttura. Grandissima opera, veramente grandissima opera. Poi, noi abbiamo approfittato, abbiamo chiesto all'amico, ma non so se potevamo, però abbiamo approfittato anche perché non è che facciamo niente di male, però diamo l'anteprima a tutti i barlettani, almeno Barletta Vest vi porta nel luogo dove domani sarà inaugurato finalmente. A noi non interessa chi dice una cosa politica, una cosa a Beschefa. Sì, allora per oggi mettiamo da parte tutti i nostri pensieri, tutte le nostre idee, anche se Lello, tra virgolette, la politica c'è sempre sotto, ma purtroppo loro comandano, Enzo, loro comandano se fare giorno o fare notte. Il fatto di decidere di inaugurare in prossimità delle prossime elezioni, vabbè,
non ce ne frega proprio io, niente. io dico veramente una cosa, Enzo, dal cuore, che tutti questi abitanti di queste zone non ce la facevano più, Enzo, veramente, perché quel ponte è E bloccato. quindi sarà festa anche per noi. Voglia. Ecco perché io dico che siamo contentissimi di questa cosa, perché molti cittadini, molte attività hanno chiuso pure da quelle parti, perché era ormai abbandonata. Era inevitabile che E comunque dovevano appunto, traslocare. ma perché i tempi sono lunghi a Barletta e in Italia quando devono fare qualcosa? Se i tempi erano quelli, 5 mesi, non cinquenne. Dai Enzo, dai. No, io mi immagino quando chiuderanno via Andria, che siano il più corto possibile. Bravo Michele Di Bari, dice Michele Di Bari, l'importante è il lavorazione. risultato. Ma ci mancherebbe altro, Michele. No, Michele, quando verrai a Barletta la prima cosa che farai una camminata sotto quel ponte da dove veniamo, che è una cosa bellissima. Guarda, noi poi l'abbiamo fatto già un paio di mesi fa questa cosa, lei ti ricordi? Facciamo i complimenti a tutti quanti i politici che hanno fatto sì che le cose si accelerassero, Sì. perché non ne potevamo più, perché è vero che è una brutta cosa, Era una brutta cosa vedere di là, perché anche la chiesa di San Nicola ha avuto il suo problema, i bar che stavano là hanno avuto i problemi. Sì, tutta quella zona. Erano... Anzi, vi facciamo un bel applauso per la pazienza Infatti. e per aver sopportato tutto. E niente, dai, oggi... La stessa cosa accadde quando ci fu il discorso della 167, che non riuscivano ad asfaltare le strade. E vedi, è quello il problema, Enzo. Ci mettono tanto tempo, hanno messo non so quanti anni per fare l'asfalto. Cioè, che se tu prima di firmare una delibera, vedete le cose che ci sono davanti, no? Qui firmano e vabbè, poi se la vedono chi di dove viene. No, non è così. Perché? Perché magari non vengono rispettate le penali, oppure magari nel bel mezzo dei lavori incontrano delle difficoltà inattese, come qui al Ponte Inaudi, che insomma si ruppero dei tubi del gas. Tu immagini quando succede una cosa del genere, che casino comporta. No, stanno anche togliendo dovrebbero togliere anche il cancello dell'ospedale. Cioè, si stanno muovendo, dai, si stanno muovendo, perché è anche giusto, dai. Basta solo un po' di volume per far cambiare presto l'umore, anche se ho leggero barlume, tu dai fiducia, tu dai calore. Basta solo un po' di volume per far cambiare presto l'umore, anche se ho leggero barlume, tu dai fiducia e calore. Quando ti accorgi che hai bisogno di una spinta e c'è qualcosa di importante che ti manca e non è addosso la tua solita grinta, e che ti svegli come se fossi già stanca e vai spedita a preparare un caffè doppio, e se non basta dopo provi con la doccia, ma poi Perché lo poi senti se che non... pensiamo a quanto è corto il collegamento da lì al passare, Hai visto? veramente incredibile. No, che tu hai detto, secondo me è sbagliato farlo. No, è sbagliato. Però farlo tu hai di visto grosso che molto collegamenti ponte. fa dalla città. Allora, Lello, devono fare più ponti, devono fare, visto che c'è la ferrovia che impedisce. No, a noi purtroppo ecco. la nostra ferrovia impedisce, cioè, taglia la città praticamente. Taglia la città purtroppo, Enzo. E allora quando... Diciamo che il barlettano ha sofferto e continua a soffrire. ma infatti se tu vedi... Da decenni, Allora, via Milano, via Andria, che aspetti un'ora per i treni che devono passare, cioè non è più possibile. Il problema, zio, sai qual è? Che purtroppo la città, all'inizio della città, è stata fatta male, perché c'era questa ferrovia che ti tagliava la città,
che ti taglia la città, non è come gli altri paesi che hanno la possibilità, cioè loro prima di costruire non hanno pensato a queste cose. Sì, non sono stati lungimiranti. Anche per Ad esempio, esempio, lo sai che questa può essere una trasmissione lì? Che cosa elimineresti se per caso rinascesse Barletta da zero? Che cosa non faresti più dentro la città? Può essere una... vabbè, ma ce ne sono tante di quelle cose che possiamo fare, insomma. Quindi questa è una scorciatoia per... Io ad esempio non darei la possibilità di creare la cementeria ridosso della città. Ma la cementeria, quando l'hanno fatta, che io quello lì volevo arrivare, caro Enzo, quando l'hanno fatta, era tutta campagna di là, cioè non c'era niente. Però mancava la lungimiranza di dire che domani sarà città. Bravissimo, bravissimo, è quello che io dico. E lì purtroppo siamo state delle capre su questo discorso. Proprio capre. Ma purtroppo, Enzo, prima si facevano le cose a Zubafus, l'importante che si facevano. Io ora, ecco perché dico che condanno ora le cose, quelle che fanno, perché ora ci sono tanti mezzi, c'è internet che ti aiuta, se vuoi fare una cosa, non vuoi fare una cosa, cioè, ti dice la risposta giusta, la domanda giusta, cioè, ecco perché bisogna capire. Io per esempio ci tornerei un attimo, Enzo, sul discorso di Mondaltino, delle ville, cioè tu a me mi dai il permesso, cioè senza, e poi mi fai investire tanti soldi, quei poveretti, che io conosco qualcuno, perché c'è gente che ce li ha i soldi e diciamo che non gli fai niente, ma che ha investito tutti i suoi risparmi, la vita, per farsi una piccola casetta, e tu me lo distruggi, non per colpa mia, per colpa tua, e tu li assolvi pure, giudice, scusa, ma che legge sta? Cioè, come può credere uno nella giustizia? Sì, troppo disordine, troppo... Cioè... E poi diciamo alla fine di tutto abbatterle sarebbe uno sfregio. Quello è un C'è peccatissimo. tanta gente che non ha la casa e tu mi abbatti le case. Ma ammesso che diano fastidio all'ambiente o diano fastidio alla bellezza dell'ambiente, ma non credo proprio. Enzo, vogliamo parlare dei Reos. Cioè, ieri ne parlavamo, passammo da Mattone, che sì, vediamo. Che era uno squallore. È uno squallore. Vedere questi posti con l'ombrellone, ma proprio, ecco, è la parola giusta, squallore. Ma no, cioè, poi a questi poveretti li fai comprare, li fai fare tanti sacrifici, investimenti, luce, contatori, strutture che costano un sacco di soldi, cioè poi ti alzi la mattina, no, non va più bene. Allora state scherzando, c'è gente che mette a lavorare, commercio, cioè, queste sono le cose che bisogna ci sono incazzarsi. Tante di quelle problematiche, andiamo a affrontare sempre le più sceme, le più senza senso. Ciao Raffaele, ciao Anna. Anche perché è facile, non è difficile dire signori questa struttura è troppo alta, è troppo bassa, basta aggiustarla così così e vai, lavora. Come dicesti tu, se tu immagini viene un temporale all'improvviso, come fai? Cioè, noi stiamo a scherzare, stiamo a scherzare. Ecco perché qui si alzano la mattina. Vedere questi ombrelloni, vedere questi tavoli così di plastica. Quando tu dai un servizio alla città, per me è perché il turista che viene a Barletta, ci sono tanti turisti, Enzo, che vengono. E devi dare anche il senso di una città turistica, non su squallore, dai. È gente che si vuole vendere anche i locali proprio per questa cosa. Hai capito? Non ce la fa più. Anche perché, signori, alla fine di tutto quello che stiamo dicendo, si dà anche più lavoro. Si crea più lavoro. Ma poi ti pagano, Enzo, quelli pagano profumatamente il suolo pubblico. Stiamo scherzando. Cioè, vedo poche cose negative, vedo tutto positivo. Se uno poi si appropria di un metro in più,
Lì bisogna intervenire e multare. Sì, è sempre quello. Ma non che c'è un male, asportiamo tutto, tagliamo tutto. Ma no. Facci tarallucci a vei. Va bene, e Nicola Ciniero, Fiorentina Napoli 3-0. Nicola, tu non lo conosci, Nicola. Beh, buona giornata a tutti. Sì. Ci si sente subito, ragazzi, ci si vede subitissimo. Niente, buona giornata, domani inaugurano il ponte. Ragazzi, condividete questo video perché fate vedere il ponte a tutti quanti, è una bellissima cosa. Vi auguriamo una buonissima giornata, a presto, un buon inizio di settimana. Stasera andiamo a vedere la Madonna. Stasera andiamo a vedere la Madonna. E noi ci sentiamo stanotte. Va bene. Barlet. E ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Ezzo Vatti, che famo. Buongiorno a tutti, ciao.